nostro codice di lancio, quindi come ci ha indicato il 41esimo stormo dobbiamo comunque chiamare la torre di avvicinamento. La NASA fatta in casa ha i volti di Fabio, Antonella e Paolo, meno di 90 anni in 3 e un cassetto pieno di sogni. Autorizzazioni, che abbiamo? Funziona tutto. Ok, camera 2 ok. Cannolo nell'inquadratura è posizionato bene? Sì, ci siamo. Bizzarri, senz'altro originali, qui ad Enna sono per tutti gli astronauti, i Parmitano della Porta Accanto che con pochi mezzi sono tornati dalla loro grande missione. Questa è la telecamera principale, riprenderà frontalmente. L'hanno chiamata cannolo spaziale, non hanno mai galleggiato a gravità zero e dalla loro terra non si sono mai staccati, ma la testa tra le nuvole in qualche modo l'hanno portata. Il messaggio che vogliamo lanciare è che 3 giovani senza fare grosse spese, se credono in un sogno, in un progetto, riescono a realizzarlo. Il nostro primato vuole essere positivo, è un dono per tutti i siciliani, è una cosa per sorridere. La NASA fatta in casa. Esatto, materiali poverissimi, balsa ricoperta d'alluminio per alimenti, un porta CD di plastica. Paracadute, un filo, uno spago, scotch e pallone. È una scatola gelato rivestita di nastro telato. Lassù dove molti non potranno mai andare, questi giovani videomaker hanno spedito il loro LEM low cost. Noi per la sonda abbiamo utilizzato un pallone in lattice di cui qua ci sono appunto i resti. È stato acquistato da un negoziante in inglese. La cosa più costosa è stata alla fine l'elio che per sostenere alla fine i nostri 800 grammi circa di peso combinato. Nastro adesivo, qualche filo elettrico e un contenitore di gelato dove sono state alloggiate 2 telecamere, una sempre puntata sul simbolo della tradizione dolciaria siciliana. L'aspetto diciamo più difficile è stato in qualche modo cercare di capire tramite una serie di simulazioni che si sono fatte nei mesi precedentemente questa sonda che tipo di percorso aereo avrebbe potuto adottare. Pronti per il lancio. Il 2 febbraio, il giorno del lancio dalla rampa al centro della Sicilia, la Rocca di Cerere. Aiutaci! Vai! Allarghiamoci! Madonna. Sì, ci siamo. Paolo, accendi tutto e aggancia, ci sto provando. Oddio! Capasso Paolo, responsabile di volo della sonda con nota un Vontorbio 0048/14. E come indicato dal 41esimo stormo siamo pronti per il lancio. Ok, va bene, salve. L'abbiamo fatta! L'abbiamo fatta, dai! 5, 4, 3, 2, 1. Sul web impazza il video dell'impresa, è un misto di emozioni, l'orgoglio, la trepidazione e la gioia rendono vivo ogni secondo, ogni fotogramma di queste immagini straordinarie girate ai confini della stratosfera. Il pallone ci ha dato un po' di problemi perché in una giornata così ventosa era difficile da gestire. Le tute? Le tute spaziali sono state comprate 2 euro ciascuno praticamente. Che in realtà non avevano solo un'importanza scenica, il fatto di adottare dei guanti in lattice, tra l'altro la prossima volta non prendiamo questi, ma li prendiamo un po' più resistenti perché si sono rotti tutti, serve proprio evitare che nel maneggiare il pallone sonda si possa bucare, perché già anche un piccolo foro potrebbe compromettere l'intera missione. Sì. Ecco il momento in cui il pallone esplode, inizia la discesa assistita da un paracadute. Atterraggio previsto sulle montagne di Bonpietro. È una soddisfazione bellissima, tra l'altro è stato bello anche ritrovarlo perché c'era il dubbio se si ritrovasse oppure no la sonda, quindi abbiamo avuto anche la fortuna che sia caduto vicino la nostra città. 27 km.
le pecore. Sono più quelle di una volta, eh. Dobbiamo proseguire a piedi. Ci dice di andare ancora avanti. 6 minuti a ritrovamento. Dai che lo ritroviamo. Missione riuscita è la conquista di una fetta di infinito e di un posto nel Guinness dei primati che fa sorridere. E la prossima sfida?